Buongiorno a tutti. Sin da quando mi è stato proposto di portare un mio contributo all'interno di questo convegno, quindi giustamente mi è stato chiesto di dare un titolo alla relazione, e la prima cosa che mi è venuta in mente che mi si è proprio imposta è stata di proporre appunto come tema l'uscita dalla tossicodipendenza. Per quanto mi riguarda, io mi sono trovata a fare esperienza all'interno del campo delle tossicodipendenze fin dal tirocino post laurea. Tant'è vero insomma che avevo lì anche conosciuto il dottor Schifano, che saluto con affetto, e da quel momento ho portato sempre avanti un discorso di cura con soggetti tossicodipendenti, collaborando col Dipartimento per le dipendenze di Padova. Dunque, ci sono due cose che mi sembra importante mettere in luce. Allora, prima di tutto un aspetto fondamentale che è stato già detto ampiamente all'interno delle relazioni precedenti è che naturalmente i soggetti tossicodipendenti molto difficilmente, anzi quasi mai, riescono a formulare una domanda di aiuto sul versante psicologico. Di fatto vediamo che si presentano all'interno dei servizi deputati proprio quando sono spinti dal bisogno, portati oppure di loro volontà, però di fatto fondamentalmente l'unico riconoscimento, se vogliamo, di un luogo di cura in questo caso è rappresentato soprattutto dall'istituzione, che, come ci ricorda Case, in questo caso può rappresentare appunto la funzione di garante metasociale. Di fatto quindi vediamo che è l'individuo biologico che si presenta al servizio e non il soggetto del desiderio, come ci indicherebbe Lacan. E vediamo che di fatto appunto questi soggetti sono, come dicevamo, totalmente incapaci di formulare una domanda di aiuto perché sono completamente calati all'interno di questa dimensione di bisogno che nasce appunto all'interno del corpo. E fondamentalmente la presa in carico all'interno dei servizi avviene soprattutto ad un livello multidisciplinare, come ci è stato già indicato nelle relazioni precedenti, quindi con l'intervento di medici, infermieri, assistenti sociali, eccetera. La figura dello psicoterapeuta, quindi almeno da un punto di vista logico, interviene assolutamente in un secondo momento. E di fatto non è neanche accolto con grande entusiasmo, per usare un eufemismo, dal paziente, anche perché non gli passa neanche per la mente di poterselo scegliere, insomma, gli viene assegnato e gli va bene così. Per questi motivi vediamo che quindi la figura dello psicoterapeuta non potrà mai essere ritenuta da questo tipo di pazienti quello che veniva indicato da Lacan come il soggetto supposto sapere, cosa che invece avviene per i soggetti nevrotici. Quando rivolgono una domanda di aiuto a qualcuno, di solito accuratamente, in questo caso scelto da loro, per i nevrotici la funzione del soggetto supposto sapere è proprio all'origine del fenomeno di transfert sull'analista. Questa è una prima differenza che mi preme proporre rispetto appunto alla posizione di un tossicodipendente e alla posizione di un soggetto nevrotico. Per i tossicodipendenti, giustamente, come dicevamo, tutto questo non accade. Il problema principale riguarda proprio il fatto di il tema dell'essere o non essere come soggetto radicato nel senso della vita che irrompe in tutta la sua drammaticità. A differenza delle nevrosi, che si strutturano intorno al meccanismo di difesa psichico che insomma ormai tutti conosciamo, che è stato individuato nella rimozione, nelle tossicodipendenze, benché naturalmente il più delle volte sappiamo benissimo insomma, che ci troviamo di fronte ai quadri nosografici misti, nelle tossicodipendenze comunque quando predomina il disturbo della tossicodipendenza conclamato da un punto di vista diagnostico, vediamo che il meccanismo di difesa che prevale è quello della denegazione. Che cos'è la denegazione?
La denegazione può essere intesa come appunto una sorta di rifiuto di esistenza di un dato giudizio. Cerco di spiegare un po' meglio. Nella denegazione il soggetto non è in grado di giudicare le conseguenze e gli effetti di determinate azioni e manifestazioni. È come se di fronte a determinate esperienze, determinate azioni, determinate manifestazioni si sottraesse dalla capacità e dalla possibilità di formulare poi un giudizio, di esprimere un pensiero su quello che possono produrre successivamente. Un esempio che porto così, insomma, ci possiamo anche ritrovare anche all'interno direttamente proprio della pratica, avviene quando, per esempio, un tossicodipendente che si presenta al servizio perché è in crisi di astinenza esprime, come dicevamo prima, puramente un bisogno fisico. Rifiuta di riconoscere che la situazione in cui si trova è una conseguenza piuttosto diretta di un malessere e di un disagio psichico. In questo caso si può dire che egli denega il proprio disagio psichico. Nella denegazione, infatti, vediamo inoltre che assistiamo anche ad una totale mancanza di assunzione di responsabilità, per cui è facile, insomma, se pensiamo ai nostri pazienti, ritrovare questo, e fondamentalmente c'è una fatica proprio ad assumersi qualcosa che riguarda il soggetto. Ecco perché anche da questo punto di vista è un po' difficile che il soggetto si possa assumere anche e autorizzare a fare una domanda di cura da un punto di vista psicologico all'altro. Per questi motivi vediamo che anche da un punto di vista, per esempio, delle manifestazioni psicopatologiche, anche qui vorrei porre una differenza tra il campo delle nevrosi e il campo delle dipendenze. Mentre per esempio nelle nevrosi noi possiamo parlare molto facilmente di sintomi e sappiamo benissimo che appunto strutturalmente i sintomi sono di natura, sono strutturati proprio, sono di struttura nevrotica, perché sono sempre il prodotto di una rimozione e del ritorno della rappresentazione rimossa. Nelle tossicodipendenze, piuttosto invece, noi ci troviamo di fronte a degli atti autodistruttivi che di fatto sono la diretta conseguenza della tendenza a denegare. Oppure ci troviamo di fronte a frequenti passaggi all'atto, oppure ci troviamo di fronte a deliri che riguardano soprattutto il corpo. Infatti, come anche questo è un punto importante che è stato esplicitato inizialmente, l'area dell'immagine del corpo è l'area appunto insomma, che ha subito dei gravi, se vogliamo dire, danni all'interno di questi soggetti, ed è fondamentalmente un corpo ritenuto incapace di morire, che può essere umiliato e maltrattato 1000 volte perché tanto da qualche parte rimarrà sempre in questa posizione di eternità. Infatti da questo punto di vista rimando anche qui alla teoria per esempio della fase dello specchio infranto di Olivenstein, che indica proprio come nella genesi della patologia è avvenuto proprio in questo momento logico dello sviluppo del soggetto l'incapacità di riuscire ad assumersi pienamente la propria immagine corporea. Dopo vi indico un attimino come mai è accaduta una cosa del genere. L'altro elemento, appunto, che ritorno sulla questione questo poi lo riprendo dopo, comunque l'altro elemento che mi sembra importante per cercare anche di capire che cosa possiamo intendere per uscita dalla tossicodipendenza è la questione di come si fonda la psicopatologia. Allora, ritorno un attimo indietro. A partire soprattutto da una mia esperienza diretta con soggetti tossicodipendenti, io mi riferisco proprio a persone che sono proprio insomma arrivate alla deriva, ok? Un primo aspetto di cui mi sono resa conto anche diciamo abbastanza presto è stato il fatto che
È importante assolutamente che venga tenuto in vita all'orizzonte proprio una possibilità di uscita per la tossicodipendenza come proprio posizione terapeutica, perché se ci si mette in una posizione assistenzialista, di certo non possiamo competere con la sostanza, vince la sostanza. L'unico contrasto è quello proprio di pensare che ci possa essere un'uscita, poterla indicare e preservare all'orizzonte e condividerla col paziente. Solo così ci possono essere dei cambiamenti nel discorso dello stesso paziente e della stessa cura, insomma. Cambiamenti che possono portare, per esempio, all'instaurarsi di un'alleanza terapeutica che non è scontata con questi soggetti, o per dirla con le parole di Olivenstein, che possa portare alla nascita di quell'affinità chimica tra curante e paziente che è assolutamente basilare per portare avanti questo discorso. Ricordo che questi soggetti, da un punto di vista soggettivo, individuale, relazionale, non si fidano assolutamente di nessuno, proprio perché non si fidano neanche di se stessi, non sono in grado neanche di poter rispondere della propria parola, perché dovrebbero fidarsi di un estraneo psicoterapeuta che si trovano per la prima volta davanti ai loro occhi. Ecco perché la costruzione di un'alleanza terapeutica, che può essere magari, se vogliamo, anche un po' scontata con altri tipi di soggetti, con queste persone, insomma, invece bisogna proprio costruirsela mattone dopo mattone. Per cui, come dicevo, è bene che lo psicoterapeuta quindi sappia chiaramente che direzione voglia imprimere alla cura col tossicomane, e l'unica possibile perché qualcosa si trasformi nel discorso del paziente è quella di mirare alla via d'uscita vera ed effettiva, ed è bene che appunto anche il paziente ne conosca le intenzioni del curante, naturalmente. Altrimenti, visto che la tossicodipendenza, come dicevo, è un aspetto che porta inevitabilmente a toccare sempre gli aspetti estremi, o dentro o fuori. Poi dopo cercherò di spiegare un po' meglio. Allora, dunque, per quanto riguarda, come dicevo, per capire un po' come la si possa pensare questa uscita dalla tossicodipendenza, prendo un attimo il discorso dall'altro capo del filo, e cioè dal fatto che è assolutamente necessario riconoscerne il fondamento etico della psicopatologia, perché questo, prima di tutto, ci permette di cogliere dove è posizionato il soggetto anche quando ci si presenta a noi in un falso modo di essere, che fondamentalmente è sempre quello in cui ci si trova nella psicopatologia. La psicopatologia è sul generale, mai sull'individuale. Tanto è vero che c'è il manuale dei disturbi insomma, mentali. Per cui, come dicevamo prima, se partiamo dal presupposto che tutte le psicopatologie di fatto possono essere pensate come l'effetto di alcuni ostacoli importanti, formativi, che il soggetto ha incontrato nel processo evolutivo della sua individuazione, e quindi manifestano sempre l'incapacità da parte del soggetto di essere riuscito a risolvere questi problemi importanti con cui si è scontrato. Per cui di fatto poi di conseguenza si rimane incastrati, si rimane intrappolati proprio su quei punti, su quegli ostacoli, su quelle problematiche che non si è riusciti a portare avanti, e di fatto, come diceva, avrebbe detto Freud, si rimane fissati in alcuni punti dello sviluppo psicoevolutivo. Di fatto poi successivamente che cosa succede? Tutte le forme psicopatologiche di per sé poi portano sempre a delle inibizioni nella capacità di agire, delle inibizioni nella capacità di scegliere,
E questo appunto ci permette di capire come di fatto il tossicodipendente si nega la capacità di scegliere proprio perché per riconoscersela dovrebbe prima di tutto rinunciare a dipendere da una determinata sostanza che di fatto non è altro che il rappresentante della dipendenza e dell'incapacità a riuscire a separarsi dall'altro. Per questo, dunque, come dicevamo, la tossicodipendenza può essere quindi ricondotta a questa sorta di rifiuto che già di per sé, nel momento in cui è stato attuato dal soggetto, si è manifestato nella forma della denegazione. Margaret Mahler parlava di insufficienze dell'amore dell'altro, che per un bambino si traducono in insufficienze educative riconducibili nel comportamento di chi si prende cura di lui, di solito i genitori. Per i tossicodipendenti di solito sono insufficienze dell'amore sempre piuttosto pesanti e drammatiche. Se noi pensiamo per esempio alla storia dei nostri pazienti, è facile ritrovare pazienti che hanno avuto a loro volta genitori con problemi di alcolismo, con problemi di tossicodipendenza, che hanno subito gravi abbandoni, genitori separati, situazioni delinquenziali o situazioni comunque familiari in cui si manifestavano particolari dinamiche. Posizioni quindi genitoriali sempre fortemente contraddittorie, questo è un punto importante, e incoerenti e violente, soprattutto quando divengono derisorie e mirate ad impedire al soggetto di seguire le sue spinte pulsionali in direzione di una separazione e di una individuazione. Ecco che quindi, se vogliamo, possiamo pensare come il soggetto, nel corso della sua crescita, sia stato esposto ad una serie di esperienze di trauma cumulativo che di conseguenza lo hanno accompagnato e lo accompagnano per tutto il corso della sua crescita. Porto un piccolo esempio per fare appunto molto breve perché appunto non c'è molto tempo, per dare appunto l'esempio di questa sorta di legame che si viene ad instaurare tra genitori e figli. Mi viene ad esempio in mente la storia di una ragazzina adolescente che già insomma si bucava e si buca purtroppo in maniera piuttosto frequente. Allora, questa ragazzina qui è arrivata anche ad avere insomma ad arrivare a rischio di vita per overdose. Lei vive sola con la mamma perché è separata con un padre naturalmente tossicodipendente. E fino al momento in cui questa ragazzina poteva arrivare anche di corsa al pronto soccorso perché stava in fin di vita, la mamma comunque certo piangeva, era preoccupata, ma in qualche modo comunque teneva una sua linea. Nel momento in cui questa ragazzina, naturalmente in un percorso abbastanza lungo di anni, ad un certo punto ha espresso la volontà, il desiderio e le intenzioni di fare un passo di separazione effettivo dalla madre, adesso non sto a raccontarvi perché altrimenti non la finiamo più, la mamma è andata letteralmente fuori di testa. Questo, diciamo fuori di testa nel senso che appunto siamo dovuti proprio intervenire. Questo mette proprio in luce come di fatto si viene a creare poi un tipo di alleanza, mi viene in mente le alleanze inconsce che ci suggerisce Case, che non possono assolutamente essere allentate. Per cui di fatto quello che accade da un punto di vista individuale, soggettivo, è proprio il fatto che nelle dipendenze è negato al soggetto il riconoscimento del valore della propria individualità, in nome di un ideale che ha poco a che fare con l'individualità del soggetto stesso, cioè deve corrispondere ai desiderata che gli vengono suggeriti. Se si scosta un attimo, diventa lo scarto. Le conseguenze di questa negazione, quindi di fatto poi sono così devastanti che non si manifestano solo da un punto di vista psicologico, ma si possono vedere chiaramente da un punto di vista, si iscrivono nel corpo e vanno a finire anche su un piano legale e sociale.
Per cui, allora, un punto che mi sembra importante è questo, come è stato detto anche prima dal Leopoldo Grosso e anche dagli altri relatori, il lavoro di rete fondamentalmente è l'assunto di base privilegiato per impostare un programma di cura sensato con questo tipo di soggetti, non si può andare avanti da soli, assolutamente. Dico proprio velocemente alcuni livelli per poi entrare più nello specifico che cosa succede a livello individuale in un percorso di cura. Allora, mi sembra importante sottolineare il livello del territorio che ha una valenza politica, anche perché sono sicurissima che la cura dei tossicodipendenti non può iniziare a partire dallo studio dello psicoterapeuta o dall'accoglienza in una struttura come il Dipartimento per le Dipendenze. È qualcosa che deve iniziare ancora prima a monte in un pensiero collettivo, sociale e soprattutto politico. L'altro livello è assolutamente un buon lavoro di equip, perché altrimenti non ci si trova più, insomma questo mi sembra che sia abbastanza scontato, perché chi lavora in questo campo conosce benissimo che cosa significa. Un altro livello è il coinvolgimento della rete familiare, perché anche in questo caso ci sono delle proiezioni idealizzanti da una parte e scartanti dall'altra, o fanno delle fantasie miracolistiche che i propri figli se ne possano uscire così, insomma, con delle cure farmacologiche, con una bella entrata in comunità, oppure li abbandonano completamente e se ne vogliono disinteressare. Un ultimo livello che mi preme sottolineare è proprio la possibilità tra i vari operatori che a vario titolo si occupano di questi soggetti di poter condividere un pensiero comune proprio sulla costruzione di progettualità future che riguardano questo tipo di pazienti. Infatti questi soggetti sono molto incapaci di poter progettare per il proprio futuro. Fanno fatica, non riescono. E un punto fondamentale di passaggio importante è che questo pensiero venga assunto all'interno del reticolo dei curanti, perché possa essere in qualche modo metabolizzato per essere poi restituito al paziente, come, se non sbaglio, avrebbe detto Bion in questo senso. Per cui, allora, un pensiero importante, quindi può essere visto a vari livelli, quindi anche per favorire l'entrata in una comunità. E un altro livello, che anche questo, insomma, purtroppo mi sembra ancora trascurato, è quello proprio che venga anche pensato un progetto per tutti coloro che escono dalla comunità, perché il più delle volte si ritiene che un soggetto che sia uscito dalla comunità sia guarito. Non è vero, è proprio lì che ci sono il massimo delle probabilità delle ricadute, ed è proprio su questo punto delicato e fondamentale che è bene impostare un progetto che in qualche modo costituisca appunto una sorta di supporto di base, di involucro, se proprio lo vogliamo pensare in questi termini, per proteggere il soggetto in questa fase di passaggio fondamentalmente delicata, altrimenti ritorniamo punto e da capo. Dunque, come dicevamo appunto prima, la guarigione non coincide con lo smettere di fare uso di sostanze. Certo, è un passo avanti importante perché non tutti ci arrivano, però arrivare a smettere di fare uso di sostanze non significa essere guariti. Per cui io distinguerei, arrivati a questo punto, due tempi. C'è un primo tempo della cura, quello dell'inizio, e c'è un secondo tempo della cura, quello che, se vogliamo, è scandito da questa sorta di limite che è data dalla astinenza dalla sostanza. L'inizio della cura dal punto di vista psicologico è all'insegna del disordine più totale ed assoluto. Il tempo e lo spazio, infatti, sono da reinventare, in quanto il tossicodipendente vive in un tempo tutto suo fuori del tempo, vive in una sorta di eternità dove i giorni sono così uguali da non essere percepiti nel loro susseguirsi. L'unica scansione temporale è data dall'uso della sostanza, dagli effetti della sostanza. Le sedute terapeutiche vengono spesso saltate, gli orari vengono confusi, insomma è tutto un marasma. È molto frequente anche, per esempio, soprattutto all'inizio, che il paziente arrivi ai colloqui completamente fatto, negando anche spudoratamente di esserlo,
Persino quando arriva, per esempio, ad addormentarsi con la testa sul tavolo, sulla scrivania, per poi risvegliarsi con aria innocente e chiedere: allora abbiamo finito, posso andare adesso? Magari, insomma, bisogna ricordargli che la seduta dovrebbe ancora iniziare. Per cui vediamo che inizialmente i discorsi vertono soprattutto sulla sostanza e di fatto sì, insomma, è tutto centrato lì. Olivenstein ci ricorda a questo proposito che perché la cura proceda è necessario appunto mantenere una sorta di melodia dove il curante cessa di essere il curante per diventarlo completamente. E quindi è proprio l'insieme di questa sorta di ambiente, come dire, emotivo che è assolutamente importante costruire, che permette in qualche modo di favorire un passaggio importante. E che in qualche modo anche permetta al tossicodipendente anche di poter manifestare qualcosa che lui aspetta di fatto anche con avidità, cioè qualcuno che nel ruolo di terapeuta o di clinico porti a poco lui stesso o il paziente che lo desideri a costruirsi un'identità diversa da quello del tossicomane e quindi ad uscire un po' da quella dimensione del falso sé, insomma. Allora, come dicevamo prima, il secondo momento, quando il soggetto giunge quindi a rinunciare al godimento di fare uno con la sostanza, perché di fatto appunto con la sostanza mette insieme un po' tutta quella dimensione scissa, possiamo considerare chiuso il primo tempo della cura per entrare in un secondo tempo che è quello più complesso. Lascio stare tutta la questione del metadone oppure dei farmaci, altrimenti non riusciamo più, parlo da un punto di vista più che altro logico. Quindi vediamo che quello in cui è necessario abituarsi ad entrare, vediamo che questo punto ecco, è un momento importante perché è il momento in cui in qualche modo è necessario che il soggetto si abitui ad entrare in un ordine legale legittimamente costituito, dal caos all'ordine, ed accettare la legge per uno che l'ha sempre trasgredita naturalmente non è sempre facile. A questo punto si può assistere quindi ad una sorta, arrivati a questo punto insomma in cui da qualche parte la sostanza è stata un po' lasciata, insomma ci si è un po' distaccati, insomma discostati, si può assistere ad una sorta di risveglio del soggetto che incomincia ad accorgersi anche per esempio della presenza del terapeuta. Incomincia a prendere coscienza che anche il terapeuta, per esempio, è riuscito insieme a lui a sopravvivere a tutti gli atti autodistruttivi possibili che poteva mettere in campo e solo per questo, in fin dei conti, magari merita di essere anche un attimino preso in considerazione. Da qui, se vogliamo, può anche articolarsi un po' meglio anche quella funzione del transfert che allora in questo momento qui può trovare anche un'apertura nella relazione terapeutica. E, inoltre puoi incominciare ad entrare quindi nella relazione, di solito c'è anche questo aspetto che ho notato diverse volte, che c'è anche un'apertura in una dimensione ludica dove il gioco si prende il suo spazio e il percorso quindi terapeutico incomincia ad essere vissuto come qualcosa che incomincia a rappresentare un interesse effettivo per il paziente. L'inconscio incomincia a manifestarsi con le sue formazioni, i primi sogni rappresentano un evento fondamentale ed aprono nuovi orizzonti, compaiono i sogni legati al ricordo dell'uso di sostanze. Questo è un momento importante perché se ne può finalmente parlare a partire da un'altra posizione. Incominciano a far capolino alcuni desideri svincolati da quelli legati all'uso della sostanza e si può incominciare a mettere insieme in piedi dei progetti di vita per il futuro. Attraverso questa sorta, se così la vogliamo chiamare, di leggerezza dell'essere, si può iniziare a lavorare in modo più deciso sugli effetti della denegazione. Questo mi sembra un punto fondamentale, assolutamente, che tengo a sottolineare, perché di fatto possono finalmente essere interpretati nel transfert. Allora, questo è anche un punto piuttosto drammatico, perché ho avuto modo proprio di osservare che arrivati a questo punto tutti i pazienti
insomma più o meno gravi, eccetera, mettono proprio in atto tutta una serie di comportamenti che purtroppo hanno delle conseguenze catastrofiche nel reale proprio della loro esistenza. Molti si scatenano sul versante del denaro, c'è chi per esempio nel giro di 6 mesi ha avuto la capacità di far fuori un'intera eredità che aveva ricevuto dal padre di quasi 200.000 euro, cioè non sto dicendo cose così. C'è chi ha chiesto un prestito e magari l'ha investito in azioni fraudolente. Ecco, questo punto, che comunque è un punto tragico, drammatico, in qualche modo va assolutamente vissuto e affrontato, perché su questo punto che da qualche parte il soggetto muore, ok, rispetto a questa dimensione di onnipotenza, e incomincia a fare i conti a partire proprio dai cocci che si incominciano a raccogliere con una dimensione più soggettiva, insomma, che lo riguarda di più, certo a partire dai cocci che poi deve raccogliere. Sono comunque arrivata alla fine. Dunque, concludo quindi con quanto... Allora, concludo con quanto afferma Olivenstein quando dice che niente nel percorso col tossicodipendente è scontato. Infatti niente deve essere impostato in modo rigido a priori, è tutto un divenire, una scoperta continua, un reinventare continuamente la cura stessa. Vabbè, queste cose le salto. Ecco, arrivo alla questa parte finale che... Quando il soggetto sarà riuscito a tradurre la propria patologia in qualcosa di propositivo per lui, in una determinazione individuale del suo desiderio, in un atto creativo, che di conseguenza è sempre un atto etico, allora si potrà intravedere un effettivo spiraglio di luce. Con questo non voglio dire che l'uscita dalla tossicodipendenza può essere pensata appunto come nelle favole, come ci canta Vasco Rossi, perché una cosa importante è che per quelli che ce la fanno, e ce ne sono, ce la fanno uscendosene con tutta una serie di stigmate che si iscrivono proprio nel loro corpo. Fondamentalmente sono dei sopravvissuti. Io in questa maniera, insomma, li considero, soprattutto coloro che riescono a trovare il coraggio di arrivare dall'altra parte, cioè di essere riusciti proprio a guardare tutto il fiume e di essere arrivati dall'altra parte, che da un punto di vista logico quindi non permette più di poter da qualche parte ritornare indietro.